Una trentina di bovini che vivevano in una condizione di sofferenza insostenibile. È la situazione che hanno trovato durante un'attività di ispezione presso un'azienda agricola del Gemonese i carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura distaccamento di Tolmezzo, insieme al personale veterinario dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Gli animali sono stati trovati in condizioni di vita incompatibili con la loro natura, tali da causare gravi e prolungate sofferenze, tanto che ne è stato determinato il sequestro penale e l'affidamento in custodia a un'altra struttura in regione dove i bovini possono finalmente vivere meglio. Ma non è finita. I militari hanno anche avviato ulteriori indagini in merito alla scomparsa di altri bovini recentemente denunciata. In particolare sono stati effettuati rilievi geognostici su un'area di pertinenza dell'azienda con il supporto di personale e georadar della Protezione Civile. Questo intervento ha portato alla scoperta di anomalie nel terreno e a seguito di scavi mirati sono stati rinvenuti i resti ossei di almeno 9 bovini accanto a numerosi rifiuti, principalmente derivanti da demolizioni, con conseguente sequestro del terreno. A carico del titolare dell'azienda sono stati ipotizzati reati di maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Ulteriori accertamenti sono in corso per far luce su tutte le responsabilità e i possibili illeciti collegati alla vicenda.